Buongiorno e benvenuti dal centro sportivo Panormus. Stanno entrando adesso in campo con qualche minuto di ritardo Sant'Ernesto e Accademia Bagheria. Ricordiamo che il Sant'Ernesto ha già vinto il campionato, quindi ultima giornata con la mente sgombra per i padroni di casa che aspettano solo i festeggiamenti a fine partita. Andiamo a leggere le due formazioni. Sant'Ernesto che si schiera con La Rocca, Lo Cacciato, La Parola, Brigaglia, Sistori, Acquisto, Mellina, Russo, Coppola, Catalano e Ferraro. Rispondono gli ospiti in maglia arancione oggi, ovvero l'Accademia Bagheria con Aiello, Priano, Catania, Caruso, Gagliano, Tomasello, Bennardo, Lopiparo, Fontana, De Rosa e Tobia. Si scambiano i saluti, le due squadre, i due capitani Fontana e Sistori. È proprio il compleanno del capitano dei padroni di casa, il numero 10. Vediamo se oltre al campionato festeggerà anche magari realizzando un gol. Sarebbe la ciliegina sulla torta per il capitano di questa Under 14 che ha dominato il girone B provinciale. Ci aspettiamo sicuramente una grande partita. Si caricano gli ospiti davanti alla propria panchina, si caricano anche i padroni di casa. Aspettiamo soltanto che si schierino in campo le due squadre e si può iniziare. Primo pallone affidato agli ospiti dell'Accademia Bagheria. Fischia adesso il direttore di gara. Subito provata la conclusione addirittura da centrocampo da parte del capitano degli ospiti Fontana, e palla già regalata ai padroni di casa che vanno a giocare lungo da Brigaglia. Ha provato il cambio di gioco, non arriva nessuno. Fontana con la testa solo per un attimo, l'ha chiuso Catalano. Qui si lotta, palla che arriva nel cerchio del centrocampo e che l'Accademia Bagheria gestisce con Tomasello. Colpito adesso un avversario all'indietro dal suo portiere, gestisce Aiello, pressing alto, Gagliano non deve sbagliare la giocata, si va sull'out di sinistra, la tenuta in campo solo per un attimo però Catania, poi con la testa, La Parola solo una volta col petto, poi palla allargata per Brigaglia, fermato dal numero 2 degli ospiti Priano che fa correre sulla fascia Bernardo, fermato dall'ottimo intervento di Lo Cacciato, centrale difensivo dei padroni di casa. Ha girato il pallone De Rosa, adesso Gagliano a sinistra da Catania, ancora Gagliano e lui a impostare da dietro, va a lungo a cercare il suo capitano, si impegna Fontana, non riesce però a tenerla in campo, troppo lungo questo pallone da parte di Gagliano. Si occupa della rimessa laterale Catalano qui sull'out di destra. La Parola lascia il pallone un po' contrariato, l'arbitro ha dato rimessa laterale al Bagheria. Chiusura ancora una volta in rimessa laterale, alza il pressing offensivo con Tobia, la squadra ospite che va lungo con la rimessa laterale dentro. Lo Cacciato con la testa soltanto per un attimo, però
perché aveva regalato a Lo Piparo, che è stato toccato, non c'è nulla secondo il direttore di gara, neanche una lamentela da parte dei giocatori della squadra ospite. Lottano ancora i due numeri 8 di questo match, Lo Piparo e Mellina. Rimessa laterale però per il Bagheria, poi ci prova Fontana con un tiro al volo col mancino. Era un po' scordinato in questa occasione il capitano del Bagheria. Comunque era una palla complicata da girare verso la porta di La Rocca. Qui rischia ancora la squadra di casa con la gestione palla al limite della propria area. Ancora una volta va Tobia con le mani, è lui che si incarica di tutte le rimesse laterali da battere dentro l'area del Sant'Ernesto. Prova la gran giocata De Rosa, è passato, non ottiene calcio d'angolo però secondo il direttore di gara, e allora palla affidata alla Rocca. Vediamo se il Sant'Ernesto continuerà a cercare l'uscita dal basso. Poi l'ho cacciato senza fronzoli, va lunghissimo. La parola dall'altro lato da Brigaglia, che si impegna lottando con Priano. Palla è terminata in rimessa laterale. Adesso è giocata da Sistori. Brigaglia usa tutta la sua velocità per anticipare Priano, non riesce però a ottenere né fallo né rimessa laterale. Ottima giocata del numero 2. Allora terzino del Bagheria adesso si è già occupato della rimessa laterale e gioca il suo portiere Aiello profondo. La toccata Acquisto, poi pallone dentro, ottima chiusura di Caruso che gioca con la mascherina probabilmente per qualche problema al naso. Sistori soltanto con la testa, poi Caruso, la parola, alza il pallone avanti da Sistori. Aiello esce con calma e la fa sua, gioca subito da Tomasello, palla avanti sbagliata però, aveva cercato Lo Piparo, era senza pressione però, come giustamente gli ricorda, gli fa notare il suo mister. Pallone qui forse un po' buttato da Gagliano, insieme scusate da Tomasello in fase di impostazione. Va lungo Aiello, pallone toccato, poi in profondità cercato Brigaglia da Acquisto, ancora Acquisto, va a lottare e a pressare alto nell'area di rigore. Se l'è cavata Catania benissimo con una bella giocata, poi non la riescono a recuperare i padroni di casa, e allora Fontana ha provato a far correre Catania, fermato in rimessa laterale. Proprio Catania con le mani da Gagliano. Tomasello, ancora Gagliano, scambiano i due centrali difensivi, poi si appoggiano al loro portiere Aiello. Tomasello, Sistori alza il pressing, non deve rischiare Tomasello e regala palla a Brigaglia, poi Acquisto si è inserito, se l'è cavata Gagliano, poi la parola, provato a toccare accanto a lui per Coppola che non poteva arrivare, e allora Brigaglia, ancora la parola, saltato Tobia solo per un attimo, è intervenuto poi Catania. Acquisto manda dentro Sistori, chiusura precisa di Gagliano, tenuto in campo il pallone però un ottimo intervento del numero 6 dei padroni di casa. Poi dall'altro lato ancora una volta attacca il Bagheria con l'ottima azione di Bernardo, chiuso in out. Catalano però si era impegnato alla grande qui sull'out di destra, aveva tenuto bene in campo il pallone, poi perso, e quindi rimessa laterale del Bagheria, provato al volo col destro Bernardo, che si era riuscito a guadagnare questa ottima rimessa laterale da posizione offensiva. Provato la conclusione che però è arrivata facile tra le mani di La Rocca. Poi qua Catania ha provato in profondità per Fontana, posizione regolare, sinistro dentro,
non è arrivato Bernardo sul secondo palo, però l'ha tenuta in gioco, rimpallo contro rimpallo, arriva l'ho cacciato a spazzarla fuori. Sistori, gran giocata per Acquisto che se la allunga troppo però, ma ottima giocata del 10 Davide Sistori. Spalla alla porta, era riuscito a giocarla addirittura per Acquisto, si trovava alle sue spalle praticamente senza guardare. Ha provato qua la giocata De Rosa ma l'ha persa e allora va alla Parola a sfidare Catania, inciampa sul pallone, poi la riesce a tenere il numero 7 caparbiamente, mette dentro alla grande. Tomasello spazza anche poi con l'aiuto di De Rosa, poi il rimpallo contro il rimpallo. Brigaglia non la tiene lui in gioco ma la tiene Acquisto. Brigaglia sul fondo non la riesce a tenere in campo, ma ottima azione da parte del Sant'Ernesto. Gaiano porta palla, Tobia alla porta, la Parola ha chiuso Russo a toccare da Sistori che si gira subito la Brigaglia di prima, non può arrivare però il 22, arriva Priano che va a lungo da il numero 7 Bernardo, troppo però, e allora palla fra le mani di Acquisto che batterà la rimessa laterale. Con le mani Acquisto si fa vedere Coppola, non sa chi servire, si è abbassato e ha centrato Brigaglia che ha cambiato bene gioco da Catalano, si impegna Tobia, gliela ruba, allora va a Tobia, ha tutta la fascia libera, rientra Catalano, esce su di lui il difensore del Sant'Ernesto, palla dentro, spazzato via, puntualissimo Acquisto. Poi recupero palla da parte di Tomasello che si era alzato dalla sua linea difensiva. Poi soltanto per un attimo Sistori, tanti rimpalli, molta confusione. Adesso Tobia cerca di mettere un po' d'ordine. Stop sbagliato, ha recuperato Russo. Vantaggio, palla lunga per Sistori. Gaiano fa scorrere e Aiello interviene con tranquillità. Tobia di prima per Catania, se la cava e passa bene il numero 3. Rimpallo poi contro Coppola che lo chiude in rimessa laterale. Catania con le mani, dà al suo capitano Fontana che salta, si impegna poi Ferraro che spazza via, ancora Tobia sul lato di sinistra e qui che il Bagheria attacca con più insistenza, vola forse un fallo, il numero 11, non c'è nulla e allora va Catalano con le mani. Si fa vedere vicino il Russo, tocco però per Coppola che stoppa e va a lungo con la testa Gaiano direttamente in rimessa laterale. 10 minuti sul cronometro, non si sblocca ancora questo match, non c'è stata effettivamente nessuna clamorosa occasione fino a questo momento. Sistori si impegna, lancio lungo per Brigaglia che sposta, passa il 22, passato Brigaglia, Aiello, grande intervento nell'1 contro 1, non è caduto a terra il portiere del Bagheria, l'ho chiamata la prima occasione importante del match, arrivata sui piedi di Brigaglia che sul lancio di Sistori si è presentato davanti ad Aiello, ben contrastato comunque Brigaglia da Gaiano e Tomasello che gli hanno fatto un po' perdere l'equilibrio, non è poi risultato e attenzione qui sul destro di Fontana che non sembrava chissà quanto pericoloso, ma il pallone è sceso all'ultimo, traversa piena del capitano del Bagheria, poi sulla ribattuta Lo Piparo non è riuscito a centrare lo specchio della porta, ma occasione da un lato, occasione dall'altro, si è stappata, almeno sembra, la partita, 2 occasioni in pochissimi minuti, sia per il Sant'Ernesto sia per il Bagheria. Lotta qui ancora Tobia che forse ha alzato troppo il braccio su Russo che si sta rialzando soltanto adesso. Brigaglia a lottare ancora contro Priano, tocca su Aiello, dicevo in precedenza prima della traversa di Fontana, Gaiano e Tomasello che sono riusciti a un attimo a contrastare Brigaglia e a farlo arrivare non troppo lucido dalle parti di Aiello che ha il merito di non essersi abbassato, non essere andato a terra sulla prima finta di tiro del numero 22 e poi
ha fatto un'ottima parata, non c'è nulla qui secondo l'arbitro da parte di La Parola. Sistori avanti sempre a Brigaglia, è la prima giocata che cerca sempre il numero 10, qui è passato Bernardo, attenzione all'uscita di La Rocca, poi l'ho cacciato, non la tiene in campo ma è comunque rimessa per il Sant'Ernesto che ha rischiato tanto qui, ma è stato bravo La Rocca in uscita su Bernardo che si stava involando verso la sua porta. Russo la tiene in campo su Tobia, è passato il numero 14, contrasto con Catania, non c'è nulla, fa giocare molto il direttore di gara, tende a chiamare veramente pochi falli, almeno questo sembra per questi primi 13 minuti. Gioca Caruso, poi è uscito bene La Parola, gran giocata anche con la suola e poi col sinistro a far correre Brigaglia, ottima, altra chiusura di Gagliano, palla che termina fuori sul colpo di testa di Tomasello, poi Sistori incontro, petto e alza il pallone per Russo che si è inserito bene, ha dovuto chiudere Gagliano in calcio d'angolo. E allora salgono le torri del Sant'Ernesto, Ferraro e qui però l'ho cacciato, qui però Brigaglia ha cercato il cross di prima sulla battuta rapida del suo capitano Sistori. Erano saliti sia Ferraro sia l'ho cacciato, i due centrali del Sant'Ernesto, addirittura palla in rimessa laterale, se ne incarica il solito Catania qui sull'out di sinistra, Tobia fermato da Russo. Tocco per Tobia, era partito Caruso, Bernardo a lottare, senza Fronzoli l'ho cacciato, poi palla lunga messa da De Rosa, acquisto, si appoggia alla Rocca che va lunghissimo, non fa sbattere per terra il pallone, non fa rimbalzare il pallone Gagliano, bene però in questa occasione perché si sarebbe subito inserito Russo, lottano Tobia e La Parola chiude, qui Catalano in rimessa laterale, Catania, Fontana, tocco per Caruso, ottima giocata, poi palla per Fontana, ha capito tutto Ferraro, poi ancora Caruso solo per un attimo, Catania a lottare con Russo, Gagliano alza il pressing Brigaglia, se la cava, bene in uscita il Bagheria, ancora giocata, tocco solo per un attimo di La Parola, poi se n'è andato Fontana solo per un attimo perché Ferraro l'ha chiuso e ha messo La Rocca in calcio d'angolo. Calcio d'angolo, se ne incarica Caruso per gli ospiti, tocco da De Rosa che solo può pensare al traversone deviato, poi ancora Caruso mette dentro, secondo palo, Bernardo l'ha tenuta in campo ancora al limite dell'area, al volo Fontana, attenzione, si è inserito e l'ha toccata solo per un attimo Tobia, La Rocca dietro di lui però è stato più veloce e va lunghissimo, stavolta la fa rimbalzare Catania ma interviene alle sue spalle Gagliano, un po' disturbato dal sole, forse il terzino del Bagheria. La Parola, gran cambio di gioco dall'altro lato per acquisto, ottima giocata del numero 7 che poi l'11 va dentro da Brigaglia che aveva crossato per Sistori che non è riuscito col petto a chiudere bene con il suo colpo di testa, se n'è andato intanto dall'altro lato Bernardo, si è inserito Fontana che ha provato ad anticipare La Rocca, non c'è riuscito perché l'uscita è stata perfetta del portiere del Sant'Ernesto, per qua il rimpallo, Bernardo ha recuperato ancora una volta col sinistro, però calcia male scivolando. Allora va La Rocca al rinvio lunghissimo, anche Tomasello con intelligenza non fa rimbalzare il pallone perché potrebbe crearsi un'occasione pericolosa da quel lato, soprattutto perché c'è Brigaglia che va veramente ad un'altra velocità. Sistori qui non riesce a giocare bene la palla, spara la porta Tomasello, fa sentire il suo fisico e guadagna rimessa
laterale. Priano abbattuto da Caruso che gira da Tobia, stop non perfetto, solo per un attimo la parola, poi ancora Catania, taglio sempre di Fontana, lui cerca invece Bernardo, posizione regolare secondo il direttore di gara, non riesce però nello stop il numero 7, poi calcia La Rocca, gran parata col piede, anche lui si iscrive al conto delle parate al pari di Aiello dall'altro lato. Bella parata col piede di La Rocca. De Rosa qui non riesce a mettere il pallone giù, batti e ribatti praticamente dentro l'area di rigore, non devono rischiare quelli del Sant'Ernesto, poi Ferraro va a lungo, Russo spalla alla porta, non riesce a gestire il pallone il numero 14. Catania è riuscito a fare un'ottima chiusura su Russo e a recuperare questo pallone, ma ottima l'occasione, è capitata nei piedi di Bernardo qualche secondo fa. Qua lancio lungo di Sistori a trovare Brigaglia, è passato il 22, ancora ipnotizzato da un altro intervento super di Pietro Aiello, che ha chiuso ancora una volta la porta in faccia a Brigaglia, che sempre sul lancio di Sistori si è fatto trovare pronto alle spalle della difesa del Bagheria, che appunto, come ho più volte sottolineato in precedenza, stavolta ha fatto rimbalzare il pallone. Brigaglia subito si è inserito, può essere fatale far rimbalzare anche solo un pallone diretto da lancio lungo del Sant'Ernesto. Attenzione qui però Tomasello se la stava per combinare grossa. Brigaglia è subito pronto a inserirsi su ogni pallone, come in questo caso si è inserito Sistori, colpito in pieno Tomasello, ancora Sistori, Gaiano riesce a uscire, palla al piede, è rimasto a terra però il numero 10. Si lamentano i padroni di casa, soprattutto alla panchina, volevano forse un calcio di rigore. Qui De Rosa, Russo butta fuori il pallone perché il suo capitano è rimasto a terra, ma si sta accendendo la partita. Ha avuto un'occasione importante sul suo sinistro, il capitano del Sant'Ernesto ha colpito in pieno Tomasello che era disteso per terra, e poi nella seconda occasione è riuscito a centrare la porta di Aiello, che ricordiamo qualche minuto fa è stato ancora una volta super nell'intervento nell'1 contro 1 con Brigaglia, che adesso ha qualcosa da farsi perdonare perché sono già 2 le occasioni per il numero 22, che poteva e doveva sicuramente sfruttare meglio. Come dall'altro lato comunque Bernardo, che era scattato in posizione regolare, ha mancato lo stop, poi comunque è riuscito a concludere verso la porta di La Rocca, che si è fatto trovare attento. Qua Sistori di prima a far correre Acquisto, che ha fatto una super giocata sul pressing alto degli ospiti. Proprio lui con le mani, da Sistori, spalla alla porta, prova a girarsi su Tomasello, prova la giocata il numero 10 Tomasello, non lo fa respirare e recupera solo per un attimo però, perché Brigaglia ha recuperato ancora una volta, laterale concessa al Bagheria. Caruso, Tomasello, Aiello lungo di prima, ha lottato De Rosa, poi per un attimo la parola, va lungo Catalano, Aiello sicuramente migliore in campo fino a questo momento il portiere del Bagheria, che ha disinnescato 2 ottime occasioni. Qua lancio lungo, ancora una volta Tomasello con la testa a svettare su Sistori, che sta forse un po' soffrendo la fisicità dei 2 centrali del Bagheria. Questa palla per Tobia, Catalano di prima senza pensare, da Brigaglia, che stavolta non può arrivare, ma è questa la giocata chiave, che sarà la giocata chiave della partita a mio avviso, perché già cercata spesso dai padroni di casa. Qui grande intervento di Locacciato, scivolata e poi da terra mette in rimessa laterale il leader centrale di difesa del Sant'Ernesto. Priano con le mani, Fontana si è staccato, prova a far correre il pallone da Bernardo, chiusura della difesa dei padroni di casa, va lungo il Russo, qui non perfetto Gaiano, un po' indeciso, poi vediamo se la tira in campo, sì, guadagna anche rimessa laterale.
Catania con le mani, lungo, Catalano fa scorrere su Fontana, poi tocca all'indietro dalla Rocca da parte di Coppola. Sistori stavolta riesce ad anticipare Tomasello, Brigaglia a lottare con Priano che spalla la porta, non deve rischiare, non si appoggia dietro, gliela ruba Brigaglia, poi la Parola inciampa sul pallone e allora Priano esce palla al piede. De Rose fa lungo da Bernardo in netta posizione irregolare. Già battuta la punizione, Caruso senza Fronzoli, lungo, l'ho cacciato, non benissimo, si impegna Fontana, aiutato da Catalano, poi Ferraro ha calciato da lontano Lo Piparo, la Rocca con tranquillità. Proprio Lo Piparo qui a lottare questo pallone non lo riesce a tenere in gioco. Questo con le mani, lungo da Sistori, Brigaglia si inserisce, recupera bene, va a Russo, stop non perfetto, esce palla al piede Tobia che va a lungo, inserimento perfetto di Bernardo, ancora una volta la Rocca a sistemare questi lunghi lanci che possono far male alla difesa del Sant'Ernesto, sempre attento il portiere dei padroni di casa, pronto a uscire in caso di pericolo già 2 volte. Si lotta a centrocampo, spazza acquisto sui piedi di Russo che si impegna, lo mette giù Catania, non c'è fallo, mette la testa Catalano, si impegna ancora Catania, la Parola fa scorrere il pallone, non lo tiene in campo secondo il direttore di gara, sì, poi calcia, ha fischiato però l'arbitro che si è accorto in ritardo. Il colpo subito da Catalano, la Parola non è riuscito a tenere il pallone in campo. Sistri invece si stava lamentando col direttore di gara perché non aveva fermato il gioco per il colpo subito da Catalano. Si era rimessa laterale per il Bagheria. A Catania. Appoggia Fontana, male, Catalano ad anticipare, Sistori non si riesce a girare ma allarga da Brigaglia, Priano, sempre importante da quel lato nel provare gli anticipi su Brigaglia, ancora una volta non lo lascia respirare neanche per un attimo. Da questo punto di vista il 22 sta soffrendo un po' sul gestire palla che gli viene data sui piedi, meglio sul lungo, sulla profondità, infatti sono state 2 le occasioni sui suoi piedi. Catania con la testa, De Rosa mette giù, Tobia tocca per Catania che sale puntuale, gran palla per Bernardo, la Rocca in anticipo e brutto scontro fra i due. Fermato il gioco più da Tomasello che l'ha presa con le mani che dal direttore di gara. È sembrato un attimo confuso sul da farsi. Adesso aspettiamo che si alzi Bernardo, speriamo niente di grave per lui. È uscito dal campo Bernardo, soccorso dalla propria panchina. Speriamo si sia ripreso il numero 7
La Rocca aveva consegnato il pallone agli ospiti con fair play. Gaiano però qui non la riesce a gestire sul passaggio facile da parte del suo portiere. Errore forse di concentrazione da parte di Gaiano, che si è un attimo fermato. Catalano tocca per Russo, ancora sul lato di destra, lo chiude bene Catania. Proprio Catania con le mani, lungo da Fontana che sbaglia il tocco per Tobia. E allora Catalano con le mani, Sistori, Catalano ancora di prima dentro, Tomasello con la testa a spazzare. Bernardo è rientrato in campo e la gioca bene per Fontana, che stavolta anticipa la Rocca. Sombrero del capitano, va il 9 ancora, non ha spazio. Ferraro, gran chiusura, Lo Piparo. Arriva il numero 8 sulla ribattuta e fa 1-0 per gli ospiti che vanno in vantaggio. Non ha potuto nulla stavolta la Rocca sull'uscita, è stato più veloce di lui Fontana, che l'ha saltato col sombrero, poi però gli è rimasto il pallone sotto, non è riuscito a calciare il capitano del Bagheria. Anche grazie all'ottimo intervento di Ferraro è arrivato però Lo Piparo sulla ribattuta e ha fatto 1-0 per gli ospiti. Proprio Lo Piparo adesso galvanizzato dalla rete. De Rosa lungo, Ferraro chiude ancora al volo. De Rosa, si impegna Bernardo, che però stavolta non può completamente arrivare. È uscito bene la Rocca. Coppola si appoggia ancora dal suo portiere. Brigaglia non arriva con la testa, è arrivato Ernia, poi la Parola. Bella giocata, Coppola di prima da Catalano, avanti da Russo, non riesce a passare perché l'ha chiuso bene, puntuale Tomasello. Catalano dalla Parola, lungo, sempre a cercare Briguia sul lato di sinistro. Intervento bellissimo di Priano, ancora una volta a chiudere, stavolta in spaccata. Coppola mette dentro il suo sinistro, si inserisce il Russo, Gaiano chiude, poi Sistori 2 volte ha forse fatto fallo Russo su Gaiano, non ha fischiato nulla il direttore di gara. Arbitraggio, mi sento dire, molto all'inglese. Con la testa avanti il pallone, la Parola prova il sombrero su De Rosa, gli riesce, gran giocata del 7 che poi allarga, ma sempre Priano, scusate, sta facendo un partitone. Non c'è fallo di Lo Cacciato in questa occasione su Bernardo, si allacciano un attimo i due. Poi Aiello, pressing alto di Sistori, non devono rischiare quelli del Bagheria, giocata di Tomasello, non c'è fallo da parte di Brigaglia. Si lamenta il pubblico dei tifosi ospiti, poi scivolata di Russo e di Tobia, esce Gaiano, palla al piede, adesso un po' di confusione. Lancio lungo, sempre a cercare Bernardo, che è partito bene alle spalle della difesa, ancora Bernardo, contrasta Catalano, calcia col sinistro, la Rocca si distende bene alla sua sinistra e chiude il sinistro di Bernardo, che in profondità taglia sempre bene alle spalle di Lo Cacciato e Ferraro. Palla recuperata qui, poi allargata verso Catania, che si impegna ma non riesce a tenere il pallone in campo. Catalano con le mani, ma il Russo, Tobia chiude, poi forse gamba testa da parte di De Rose, non ha dato fallo ma ha dato rimessa laterale al Bagheria. Catania, tocco sbagliato da parte di Caruso, era completamente solo.
forse doveva gestire meglio il pallone. Si è fatto male Catalano, non fischia il direttore di gara. Si è fatto tanto male Catalano. Si è fortunatamente rialzato Catalano, rientra adesso, per fortuna niente di grave per lui, ma sembrava invece peggio il contatto che era capitato al numero 6, per fortuna solo tanto spavento. E allora riparte il Bagheria con Fontana, prova De Rosa, la conclusione facile fra le mani di La Rocca. 1 minuto alla fine, ma vediamo quanto concederà di recupero il direttore di gara, perché comunque siamo stati fermi, il gioco si è fermato diverse volte. Con le mani centrali il pallone per La Parola, che fa scorrere, va lungo dal Russo, troppo lungo, uscito Aiello. Lungo il numero 1, svirgolato però il pallone, Brigaglia con la testa, allora Sisto rimette giù, prova a girarsi, Tomasello non lo fa respirare. Fontana fa scorrere, chiude Catalano. Catania con le mani, sempre da Fontana, toccato solo per un attimo il pallone e allora ancora Catania con le mani, sempre Fontana a venire incontro. Tocco per Caruso, scivolata di Coppola che lotta, ancora Fontana che fa passare il pallone, poi in profondità da Bennardo, ottima chiusura della difesa del Sant'Ernesto, poi il pallone è lungo, Russo, provato Catania a schermarlo e ci è riuscito, Gagliano esce palla al piede, la alza da Tobia che forse si aiuta con un braccio, non c'è nulla secondo il direttore di gara, Fontana in contatto con lo cacciato, ha preso un colpo il numero 9 che però è rimasto in piedi e allora rimessa laterale per gli ospiti, o forse calcio d'angolo, vediamo cosa ha dato il direttore di gara, calcio d'angolo, batte Caruso. Palla dentro di Caruso, secondo palo con la testa, Bennardo, parata di La Rocca, importante ancora una volta il portiere Sant'Ernesto. Catania lungo, Catalano con la testa, La Parola non riesce a stoppare, Caruso bene a lottare a recuperare, La Parola però in mezzo alle gambe, Russo, calcione su Tobia che si è rialzato, poi palla dentro, sbagliata da parte di Priano. Chiede scusa al Russo per l'intervento non sanzionato, qui Gagliano, liscia, Brigaglia si è inserito ancora una volta, Brigaglia, rientra Gagliano con un grande intervento sul numero 22.
non è stato perfetto sul primo, ottimo sul secondo il centrale del Bagheria. Poi qua Bernardo anticipa questo, va a far correre in profondità Fontana, fuori gioco però secondo l'arbitro. Catalano là per la parola, pallone sbagliato, rimedia Ferraro che va a lungo dal Russo che si impegna contro Catania, alza il pallone Tobia con la testa soltanto per un attimo, lo pipano ancora una volta, Bernardo fa scorrere, Ferraro la tocca dalla Rocca, Coppola, Catalano prende un colpo, la parola, regalato il pallone a Bernardo, la parola, gran giocata, messo a sedere Tobia, poi raddoppiato, triplicato, la perde e allora Caluso con l'esterno, gran palla in profondità per Bernardo, ancora la Rocca, poi 2 volte Bernardo, fuori e finisce qui il primo tempo con l'occasione sui piedi del numero 7 e la gran parata di La Rocca in uscita che salva per ora il Sant'Ernest. Finisce qui il primo tempo 1-0 per il Bagheria. Abbiamo iniziato bene subito, infatti in una bella giocata siamo passati in vantaggio. Poi in una disattenzione nostra abbiamo regalato una punizione al limite, però il giocatore del Castellammare ha tirato una punizione che magari si vede in categorie superiori, quindi bisogna fare i complimenti al giocatore che ha fatto un gran gol. Nel secondo tempo poi devo essere sincero, abbiamo iniziato bene, però diciamo che nel momento migliore nostro abbiamo preso purtroppo questo gol, però la cosa positiva è che non abbiamo mollato, ci abbiamo creduto assolutamente, perché devo essere sincero, oggi la differenza penso proprio che l'hanno fatta le motivazioni. Castellammare, con tutto il rispetto, è una buonissima squadra, ben organizzata, ben allenata, Mione naturalmente è uno che sa il fatto suo, però dal canto nostro diciamo, abbiamo avuto, tra virgolette, dico virgolette, un piccolo vantaggio, perché magari loro, sai, hanno già raggiunto il loro obiettivo stagionale, noi ancora purtroppo lo dobbiamo raggiungere, e lo dobbiamo raggiungere fino alla fine, dando il massimo, buttando il cuore oltre l'ostacolo, e oggi siamo stati bravi proprio nel momento tra virgolette più delicato, ecco, perché non era assolutamente facile rimontare una partita 2-1 a forse 25 minuti dalla fine, e siamo stati bravi a pareggiarla e poi con il calcio di rigore a portare il risultato sul 3-2, e poi devo dire, poi da lì in poi non abbiamo subito, diciamo, non abbiamo subito nessuna palla pericolosa, ecco. Loro hanno iniziato a giocare questa palla, a buttarla dentro, noi ci siamo difesi abbastanza bene e abbiamo amministrato bene e abbiamo portato la partita in porto. Al mio ingresso la situazione mentale, quella gioca sempre al favore di chi subentra all'allenatore, perché i ragazzi vogliono assolutamente tutti quanti mettersi in mostra, anche chi giocava meno, e devo dire che lì ho trovato una squadra veramente preparata, una squadra veramente con grandissima voglia, con grandissimo sacrificio. Infatti alla mia prima panchina siamo andati a vincere a Misilmeri contro un'ottima squadra, poi abbiamo rivinto in casa contro l'Aspra, poi purtroppo è arrivata una brutta batosta, ma giocavamo contro la prima della classe e ci può stare andare a perdere a Caltanissetta. E poi siamo un po', tra virgolette, ci siamo un po' adagiati, e devo dire che le migliori risposte le stiamo dando adesso fuori casa, perché sappiamo quello che vogliamo, ci mettiamo lì tutte 11 tenere alla palla, cerchiamo di stare stretti e ripartire, e siamo stati bravi sia nella scorsa trasferta con l'Atletico Palermo e anche oggi. In casa devo dire, è vero, abbiamo avuto qualche piccola difficoltà, un po' di sfortuna, ma nel calcio purtroppo lo sappiamo, e poi alla fine la fortuna e la sfortuna penso che si va a compensare.
Tempesta sicuramente è un giocatore importante per noi, anche se lui è un under perché è un 2004, ha avuto il piacere di affacciarsi nel campionato nazionale dilettanti e oggi non stava al meglio, in settimana aveva preso una botta al ginocchio, quindi era inutile rischiarlo o nemmeno portarlo in panchina perché non era il caso, non ci avrebbe dato assolutamente niente. Però se lui capisce che può diventare veramente un giocatore importante, a noi di sicuro ne possiamo trarre beneficio e ci può dare una grossa mano, e quindi mi auguro che già dalla prossima settimana di averlo a disposizione al 100%. Parte Tempesta, ma oggi forse è stata l'unica settimana che ho avuto tutta la rosa a disposizione, perché ogni settimana abbiamo avuto delle grosse assenze, tra infortuni, squalifiche. Mi riferisco a Najib, mi riferisco a Simone Guaiano la settimana scorsa, cioè, molte volte abbiamo messo in campo, o meglio anche per arrivare a 20, 3-4 juniores. Oggi, a parte Tempesta, avevo tutta la rosa a disposizione, addirittura qualcuno è rimasto a casa, qualcuno che fa parte della rosa della prima squadra, quindi io mi auguro e spero di avere sempre più abbondanza possibile, che possa essere Tempesta, che possa essere qualsiasi giocatore, perché loro lo sanno, io voglio che loro tutta la settimana danno il massimo e mi mettano veramente in grossa difficoltà per poi scegliere gli 11 che poi domenica li devo mandare in campo. Oggi era per noi la prima finale, ne mancano altre 3. Ne giocheremo adesso 2 in casa e l'ultima fuori casa. Sappiamo che in queste 3 partite, se ci vogliamo salvare direttamente, dobbiamo fare più punti possibili. È inutile guardare gli altri, guardare gli avversari. Noi intanto prima dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di dare il massimo, di fare grandi prestazioni, perché loro lo sanno, facendo una grande prestazione il risultato poi è una conseguenza. E poi magari dopo aver raggiunto la nostra vittoria, poi magari possiamo guardare anche gli altri e fare un po' di conti. Però ripeto, dobbiamo guardare a noi stessi. Io penso che abbiamo tutte le carte in regola per poterci salvare direttamente. Ho avuto tra virgolette una pausa, ma una pausa più che altro perché io, grazie a Dio, ho il mio lavoro che mi tiene abbastanza impegnato, e non ti nego che in questi anni ho avuto diverse proposte da poter allenare. Però il mio lavoro mi tiene stretto naturalmente alla mia città, non posso spostarmi più di tanto, quindi se io riesco a trovare, e tra l'altro non solo a trovare, anche a divertirmi in una società seria, infatti ho sposato questo progetto Accademia perché è una società seria, gente seria che sa fare calcio, e quindi riesco anche nello stesso tempo sia a dedicare il mio tempo al mio lavoro, ma nello stesso tempo a dedicare anche al calcio, che naturalmente è la mia passione, lo faccio da quando ero bambino e quindi mi diverte tantissimo allenare questi ragazzi e lo faccio col massimo impegno e con il cuore. Prendiamo quello che di buono abbiamo preso, cioè la vittoria, che non era facile, perché perdere 2-1 qua a casa contro il Castellammare e ribaltarla non è assolutamente facile. Guardiamo la prossima, partita dopo partita, sappiamo che dobbiamo dare l'anima, ogni partita. Noi abbiamo adesso 3 finali e dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Non è stato facile, complimenti a Castellammare che è veramente una bellissima squadra, una squadra bella compatta. Siamo stati bravi a ribaltarla e prendiamo i 3 punti, che è quello che c'è di buono. Con Simone sta andando discretamente bene, dai. Abbiamo avuto qualche stop, infortunio che giustamente ci sta, l'età arriva per tutti, però adesso sta andando bene. Siamo concentrati sul nostro obiettivo e sappiamo quello che dobbiamo fare. Tantissimi anni fa, tanti bei ricordi. È sempre stato un campo difficile, qua poche per squadre venivano a vincere, grazie alla società, grazie al mister. Che è veramente una persona preparata e una grandissima persona.
Sono orientate adesso in campo le due formazioni, due cambi per il Sant'Ernesto che deve recuperare lo svantaggio di 1-0. Sono entrati Uttuso e Piazza per Catalano e Russo. Inizia adesso il secondo tempo col pallone giocato dal Sant'Ernesto. Prima chiusura subito lunga di Tomasello, poi il rimpallo, Bernardo la tiene in campo, Piazza con le mani lascia ad Acquisto. Da Piazza, pallone che non arriva sulla sua testa, l'ha toccata Priano, poi Piazza senza fallo su Tomasello che aveva coperto il pallone, e allora calcio d'angolo per il Sant'Ernesto che vuole andarla subito a pareggiare. Batte Sistori, pallone dentro con la testa, Priano a chiudere, poi Bernardo, Acquisto ha recuperato, Sistori calcia, parata semplice per Aiello e poi va lunghissimo con la testa. Bene il primo intervento della sua partita per Uttuso che è andato a fare il terzino destro al posto di Catalano. Piazza invece si è spostato sull'out di sinistra offensivo al posto di Brigaglia che invece è andato sulla destra dopo aver agito per tutto il primo tempo come ala sinistra. Gaiano qui gestisce il pallone, è raddoppiato da Sistori e Brigaglia ci ha provato la parola poi a calciare completamente sballato per il suo destro. Con calma adesso Aiello che non ha nessuna fretta. Tomasello, Priano, ancora Tomasello, lunghissimo da Acquisto che non la prende dietro di lui, l'ho cacciato e va a lungo. Per un attimo soltanto l'attaccata allo Piparo, poi palla di Piazza per Acquisto, rimessa laterale per il Sant'Ernesto. Acquisto con le mani, Sistori fa scorrere dentro l'area di rigore, non passa però il suo pallone, poi lancio lungo per Bernardo, esce sempre puntuale la Rocca, poi tocco per Uttuso, l'ho cacciato, palla lunga, Gaiano non la prende, stavolta dietro di lui sì Tomasello, esce palla al piede il 6, Fontana fa scorrere bene, voleva forse il fallo, la rimessa laterale è per il Sant'Ernesto. Con le mani lungo Uttuso per Brigaglia che l'ha toccata con la testa, poi il rimpallo perso dalla parola. Con le mani rimessa lunga di Catania, poi Gaiano, anche lui alza la traiettoria, poi De Rosa non la fa rimbalzare giustamente la Rocca che la fa sua. Non sa chi servire, va con le mani da Uttuso, palla un po' complicata, se la cava comunque la parola, poi lo Piparo solo per un attimo. Palla regalata ancora una volta alla Rocca. Anche in questa occasione non sa chi servire il portiere del Sant'Ernesto, andrà probabilmente lungo con i piedi. Con la testa Gaiano, l'ho cacciato, spazza in rimessa laterale. Con le mani Priano, va a lungo, si impegna, lo Piparo, rimpallo contro Coppola, esce la Rocca. Sempre lungo con i piedi, Tomasello non la fa rimbalzare, la messa giù con i piedi, Acquisto fa ripartire poi il contropiede, Mellina fermato da un altro, l'ennesimo intervento di Priano. Sistori, Acquisto, sposta il pallone,
cerca di mettere un po' d'ordine all'azione del Sant'Ernesto. Lo Cacciato cambia da Brigaglia che ha anticipato Catania, poi non l'ha tenuta alla Parola, lancio lungo di Lo Piparo a sinistra da Fontana che corre su Ferraro sinistro che sembrava quasi dentro, sembrava battuto la rocca, la palla invece è andata sopra la traversa della porta di La Rocca. Non aveva fischiato l'arbitro per il cambio, cioè adesso esce Mellina, entra col numero 9 Siragusa. A fare la punta Siragusa, si è abbassato Sistori a centrocampo. Batte Lo Cacciato lungo verso la Parola che mette giù, raddoppiato da Catania che non lo fa respirare, poi lungo Coppola con la testa Catania mette giù in qualche modo De Rosa, Lo Piparo e da solo Bernardo, area di rigore per il 7, calcia! Incrocio dei pali e il gol del 2-0 del Bagheria che va sul doppio vantaggio. A sorpresa il gol degli ospiti, Bernardo era in posizione regolare, secondo il direttore di gara forse da rivedere questa posizione del 7 un po' al limite. Fatto sta che poi non ha tremato davanti La Rocca, l'ha messa all'incrocio. 2-0 per gli ospiti che in questo secondo tempo non erano ancora stati pericolosi. Allo scoccare del minuto 42 il numero 7 fa 2-0 a sorpresa sotto i padroni di casa e già vincitori del proprio girone. Qua palla lunga in profondità, Siragusa l'ha sbagliato il 9. Sembrava un gol fatto, il primo pallone della sua partita, però non è stato dei più fortunati. L'ha sbagliato Siragusa davanti ad Aiello, poteva e doveva fare sicuramente meglio. L'avrebbe riaperta subito dopo un minuto. Il Sant'Ernesto ha tremato davanti ad Aiello. Siragusa con la punta, forse troppa sufficienza, l'ha messa fuori. Piazza ancora per Siragusa, anticipato stavolta da Tomasello. Coppola, tocco per La Parola, rimpallo, esce Lo Piparo, no, Coppola solo per un attimo, riparte il Bagheria che si distende con Bernardo, ottima scivolata di Coppola che recupera, poi Acquisto, Sistori, sovrapposizione di Acquisto che sposta palla e va sulla di sinistra, Priano a fermarlo. Gran partita del numero 2. Incontro Siragusa, fa scorrere, non c'è nessuno alle sue spalle, solo Caruso che è andato lungo, poi ancora il pallone rimpallato la difesa del Sant'Ernesto. Uttuso con la testa, arriva De Rosa sul pallone, profondità per Fontana che si impegna, Lo Cacciato, ottima diagonale difensiva a mettere in rimessa laterale. Primo cambio adesso per il Bagheria, vediamo chi esce. Infilati, tanto quello non li vede fuori gioco, dai. Esce Catania, entra col numero 18 Vanella. Terzino per terzino c'è Vanella adesso sull'out di sinistra. Sarà lui a sfidare Brigaglia che sicuramente non è un avversario semplice, soprattutto nel lungo. È stata legge battuta al Bagheria, col piede Lo Cacciato a spazzare De Rosa, non calcia adesso, sì, col destro. Alto però il suo tiro, ma ancora una volta occasione per gli ospiti che vogliono andarla definitivamente a chiudere. Acquisto, palla persa, Lo Piparo ha recuperato, la tua corta il rigore, mette dentro sul secondo palo, Uttuso, gran chiusura difensiva, poi La Parola, esce palla al piede, con la testa la porta avanti Tomasello ad anticipare dietro di lui Siragusa che era pronto ad andare ancora una volta a tu per tu con Aiello. È partito Brigaglia, fermato da Tobia, poi si impegna contro Gaiano
fisicamente non c'è storia, poi Tobia recupera sui piedi però di La Parola, ancora Brigaglia, attacco La Parola, gran triangolo, troppo lungo però il pallone è restituito dal numero 7 per Brigaglia. Primo pallone giocato da Vanella con le mani, lungo linea da Fontana, fermato, poi Siragusa con la punta. Tiro troppo lento e facile per Aiello che la gestisce con tranquillità, poi gioca con i piedi e va a lungo. Coppola con la testa, Sistoli spalla la porta, tocca per Acquisto sull'out di sinistra, mette dentro, secondo palo Brigaglia, non riesce ad arrivare, poi ha toccato Tobia, non secondo il direttore di gara, e quindi non ci sarà calcio d'angolo per il Santernesto, ma rimessa dal fondo per il Bagheria. Aiello lungo, La Parola mette giù, non riesce. Calmi! Recuperato Ferraro. Brigaglia non è riuscito a toccare sulla Parola. Gagliano, Vanella, sale lui sull'out di sinistra, profondità per Fontana che si impegna, l'ha tenuta, brucia in velocità Ferraro, il numero 9, e guadagna calcio d'angolo sulla velocità. È infermabile il capitano degli ospiti. Adesso salgono le torri, sale Tomasello, sale Gagliano. 5-6 nel rigore per il Bagheria. Calcio d'angolo, palla dentro, si è staccato Fontana, arriva Tomasello con la testa che è riuscito a staccare completamente solo. Poteva e doveva fare meglio in questa occasione però il numero 6, che era solo e poteva fare 3-0, non ha impattato bene però con la testa. Qui invece bene Vanello nell'affermare Brigaglia. Uttuso avanti, Piazza a lottare completamente sull'altra fascia. Si è un attimo accentrato, adesso il numero 16 e riceve il pallone da Brigaglia con le mani, tocco all'indietro, Brigaglia si impegna, la recupera, rimpallo contro Caruso, Vanella tira in campo, Tobia avanti, regalato però il pallone a Coppola che a sua volta lo regala allo Piparo. Avanza il numero 8 che ha sbloccato questo match, Vanella lotta con La Parola, non c'è fallo secondo il direttore di gara, esce lo Piparo, palla al piede, allora chiusura ancora di una volta di Uttuso, poi lancio lungo, La Rocca con le mani da Uttuso, verticale La Parola, stop e palla in profondità. Non arriva Priano, Piazza da Acquisto che si è inserito bene, salito in sovrapposizione, palla però regalato a Caruso, e allora sale Vanella che gioca un po' più avanzato, si è abbassato Tobia alle sue spalle a fare il terzino sinistro, Vanella invece fa l'esterno a sinistra. Altro cambio per gli ospiti, entra Comparetto, esce Tomasello. Vediamo se Comparetto adesso andrà a ricoprire il ruolo, no, di Tomasello. Addirittura si abbassa Fontana che ha giocato tutta la partita da punta a fare il centrale. Fontana va a fare quindi difensore centrale al posto di Tomasello e Comparetto va a fare la punta praticamente accanto a Bernardo. Proprio il 7 servito adesso, in profondità c'è Comparetto, vuole andare solo, Bernardo calcia, non becca però lo specchio della porta l'uomo che ha fatto 2-0 qualche minuto fa. La Rocca lungo coi piedi, fa rimbalzare Caruso male, Siragusa cambia tutto a destra,
per il motorino Brigaglia, che vince il rimpallo contro Tobia solo per un attimo, perché poi torna il numero 11 a rubargliela. Poi pallone spazzato sui piedi di La Parola, si sta inserendo col tocco Siragusa, non è riuscito però a toccare il destro di La Parola e a beffare Aiello. Poi Fontana ha giocato su Priano, centralmente il pallone è da Caruso. La Parola ha capito tutto solo per un attimo, però De Rosa mette ordine il numero 10. Tobia ha sbagliato il tocco, il rimpallo che lo aiuta. Poi Vanella, portapalla, scivolata puntuale di Coppola. De Rosa, lungo Tobia, completamente a cambiare fronte da Bernardo, che vince il rimpallo su acquisto, rimessa laterale. Con le mani Priano, Bernardo ha toccato solo per un attimo con Paretto, non riesce a calciare, l'ho cacciato, ha chiuso con la testa Uttuso. Poi La Parola, lancio lungo, c'è Siragusa alle spalle di Gagliano, lottano i due alla meglio, il centrale del Bagheria. Poi De Rosa mette sempre lui un po' d'ordine a centrocampo, fa respirare i suoi che salgono. Priano qua a destra, l'ha chiuso Piazza. Altro cambio per il Bagheria. Esce Tobia, entra Di Salvo. A che minuto siamo? Si riparte adesso con l'ingresso di Salvo, che tocca adesso il primo pallone della sua partita con la testa solo per un attimo. Poi Gagliano con la testa, De Rosa lotta con La Parola, adesso si è spostato Lo Piparo a sinistra e anche De Rosa è andato a fare la mezzala di sinistra, con Paretti è andato a fare la punta, la mezzala di destra la fa Di Salvo con Vanella, che anche lui ha spostato il suo ruolo in mezzo al campo. Lancio lungo di Caruso, vince il rimpallo Bernardo su acquisto. Cambio per i padroni di casa, stavolta esce Coppola, entra col numero 2 Corvaia. Vediamo se andrà a prendere il ruolo di Coppola Corvaia oppure ci sarà uno spostamento. Sì, va acquisto a fare la mezzala al posto di Coppola e Corvaia a fare il terzino sinistro. Di Salvo non si riesce ad appoggiare su Priano, va a battere adesso la rimessa laterale. Lungo, Bernardo però a far scorrere Corvaia, prima giocata della sua partita con la testa, poi Bernardo dentro, La Parola fuori, Caruso non impatta bene e allora va a lungo La Parola, Gagliano sempre attento su Siragusa, vanno a contatto il 9 e il 5, poi Lo Pipano, lotta ancora Siragusa che però mette fuori, rimessa laterale per gli ospiti. Rimessa laterale stavolta Sant'Ernesto se l'è guadagnata Uttuso. Batte lui avanti con le mani, Di Salvo con la testa, si è impegnato Vanella, non è riuscito, Terla in campo. Poi Sistori, bello stop, allargare a sinistra da Corvaia. Priano ha capito tutto e ribalta il fronte, va il numero 2 col sinistro dentro, chiusura puntuale di Locacciato. Poi Sistori, giocatona del capitano e il numero 10 del Sant'Ernesto,
acquisto in profondità da Siragusa, che non è entrato proprio benissimo in partita, non è riuscito stavolta a controllare. Qui invece controlla la grande Vanella tenendola in gioco, si impegna la Parola, contrasto vinto da Caruso, contropiede Bagheria, superiorità numerica, svirgola Ferraro, poi destro completamente sbagliato da parte di Comparetto, che ha avuto sui piedi il pallone del 3-0, non è riuscito però a colpirlo bene, l'ha un attimo svirgolato e messo fuori col destro, ma ottima altra occasione per il Bagheria, che era partito bene in contropiede in superiorità numerica. Gaiano che ancora una volta in anticipo, tocco per Lo Piparo, che ha messo in rimessa laterale. Gaiano ancora una volta al volo, non la tiene Corvaia. Rimessa laterale per il Sant'Ernesto e cambio per i padroni di casa. Esce Ferraro, entra Canie. Corvaia centrale, gran palla, sì, storia al volo. Rimbalzava perfettamente questo pallone, ha fatto bene a provarci il numero 10, che aveva tutto lo specchio a disposizione, l'ha presa forse addirittura troppo bene. Centrale per Aiello e poi va lunghissimo, gran rinvio, lo cacciato, non fa rimbalzare il pallone bene, gran chiusura. Poi Priano ancora una volta lungo, la Rocca, esce, pressing di Bernardo, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Primo intervento della partita di Canie, che però sbaglia su Di Salvo, che gliela ruba. Finta, ritorna su Di Salvo, Canie chiude in rimessa laterale. Alto cambio per il Bagheria, esce De Rosa, entra Cannizzaro. Rimessa laterale, lo cacciato chiude solo per un attimo. Di Salvo si impegna, liscio di Corvaia, ancora Di Salvo la tiene. Fontana prova la giocata, l'ha chiuso soltanto per un attimo, lo cacciato, poi pallone che arriva dalla Rocca, che va lungo. Gaiano sempre, lui con la testa. La Parola, poi Uttuso per un attimo, ancora la Parola. Il numero 7 va in profondità, Lo Piparo chiude, Di Salvo avanti. Si impegna Comparetto contro Canie, lottano i due nuovi entrati. Canie tocca da La Rocca, che va lungo coi piedi su Vanella, che voleva il tocco per Bernardo. Si sono però capiti due, poi Fontana buona guardia e il pallone termina sul fondo quando siamo entrati nel 59esimo minuto di questo match. 10 più recupero alla fine. Priano in avanti con le mani, come consigliato dal suo capitano. Cani, e anche lui fa lo stesso. Brigaglia non la prende, la prende Sistori, che va in profondità. Fontana fa vedere che sa fare anche il difensore centrale ed esce palla al piede, poi il rimpallo che premia Sistori. Brigaglia se la allunga, corre su Priano, che fa un'altra gran chiusura. Partitona del numero 2 nell'1 contro 1 molto complicato da saltare. Il terzino destro del Bagheria, che ha fatto una partita incredibile. Batte la Parola dentro! Siragusa si riscatta e riapre la partita 2-1 praticamente sulla linea di porta. Bellissimo calcio d'angolo battuto da La Parola.
che ha dato un cioccolatino perfetto a Siragusa, che riapre col colpo di testa 2-1. C'è ancora una partita, ci crede il Santernesto a 10 dalla fine. Dai. Adesso deve gestire il Bagheria e sicuramente quel terzo gol sbagliato da Comparetto peserà molto ai fini del risultato. Qui Bernardo a lottare, anche Comparetto con Canie, poi ha toccato a questo, La Parola che ha battuto un calcio d'angolo meraviglioso sulla testa di Siragusa. Ancora il numero 7 avanza lunghissimo da Siragusa, che dentro il rigore stoppano perfettamente, toccato da Gagliano. Non c'è nulla secondo il direttore di gara, ma sembrava aver preso un colpo. Poi Fontana rischia nella sua area di rigore da ultimo uomo. E allora altro calcio d'angolo importante per il Santernesto, che adesso vuole andare a pareggiare la partita. Sempre La Parola dalla bandierina. Chiama Piazza il pallone sul secondo palo, mette dentro. Stavolta Sistori l'aveva toccata, ma adesso sembra cavalcare l'onda dell'entusiasmo la squadra di casa, che vuole andarla a pareggiare. Ovviamente nessuna fretta da parte degli ospiti per rimettere in gioco il pallone. E altro cambio per gli arancioni, esce Bernardo col numero 7, entra Shortino col numero 17. Aiello lungo da Priano. Bene Vanella, ancora Priano. Selezione. Si è guadagnata a questo. Corvaia lungo con la testa a Brigaglia. Rimessa laterale Santernesto, che alza il pressing. Corvaia con le mani. Sistori pensa alla conclusione, svirgolata fuori. Adesso non si deve fare prendere dalla fretta il Santernesto, ci sono ancora 8 minuti più un recupero di gioco, il tempo c'è per andarla a pareggiare. Fa salire la squadra Iello e va lungo. Sistori con la testa, Caruso di prima lunghissimo, esce la Rocca, non perfetto, regala a Shortino, che però non è lucido nello stop e ha cercato la conclusione di prima. Uttuso, La Parola, rimpallo, guadagna rimessa laterale. Batte proprio il 7, Brigaglia ha preso il centro del campo anticipato da Caruso, poi Vanella in profondità, corre Comparetto, si impegna anche la Rocca. Ora era uscito, fa buona guardia, ma non sarebbe potuto arrivare mai su questo pallone Comparetto. Corvaia, Brigaglia incontro con la testa a far scorrere Di Salvo al volo. Ottima idea del numero 20, che ci ha provato, meno la conclusione. Non ha preso la porta di La Rocca. Corvaia di prima, fermato dall'ottimo intervento di Vanella, che era salito su a pressare. Uttuso ha messo giù. Di Salvo con la testa, non c'è nessuno però lì da servire. Uttuso con le mani, palla che forse gli scivola, La Parola riconquista. Li scioglie Di Salvo, Sistori mette ordine da Brigaglia, triangolo chiuso, poi La Parola, Caruso. Schermo importante davanti alla difesa per il Bagheria. Ancora Brigaglia a toccare dalla Parola, che va lungo da Siragusa, che è scattato bene alle spalle di Priano. Prova la giocata Siragusa, non riesce a passare il limite dell'area. Acquisto alto e fuori il suo sinistro. Gagliano, Aiello,
lungo da Corvaglia che non va con un intervento pulito con la testa, e allora rimessa laterale affidata sempre al solito Priano. Di Salvo con la testa a far scorrere, Canie sopra Comparetto a saltare Priano, vediamo se la tiene in campo. Sì, secondo l'arbitro. E allora gioca il Bagheria in profondità, il pallone per Comparetto da parte di Shortino, non è riuscito però ad arrivare il numero 19. Poi Canie avanti, Briguglia, non perfetto il tocco, Sistori, esce palla al piede, avanza il numero 10, lo insegue Caruso, Sistori calcia. Grande occasione, grande azione da parte del numero 10 che aveva ribaltato il fronte dalla sua metà campo, poi è arrivato forse poco lucido alla conclusione. Fontana, lungo, chiusura di Loca, cacciato col sinistro, Panella con la testa, Shortino ad allungare, Canie avanti, Sistori, per un attimo Caruso, La Parola, adesso molta confusione in mezzo al campo, sono ovviamente un po' stanche le due squadre. Brigaglia, punta il diretto avversario, ancora Brigaglia, vediamo se lo riesce a saltare, se l'allunga Brigaglia sul fondo destro, dentro! Siragusa in anticipo su Aiello che non è uscito. Grande azione di Brigaglia e grande senso del gol di Siragusa che si riscatta alla grande su quella prima occasione sbagliata e fa doppietta. L'ha pareggiata il Sant'Ernesto 2-2. Si è ampiamente riscattato Siragusa con questo gol da rapace d'area di rigore sull'ottima azione personale da parte di Brigaglia che ha messo dentro il pallone, e Siragusa anticipa Aiello. Gran gol da parte del numero 9. Intanto adesso esce La Parola ed entra Trupiano, anzi no, non è uscito La Parola, è uscito Acquisto. Trupiano probabilmente va a fare la punta. Poi altro cambio anche per il Bagheria. Entrano il 13, il numero 13 e il numero 14 del Bagheria, Randazzo e Alaimo. Sono usciti Caruso e Priano che ha fatto una gran partita. Gioca il primo pallone della sua partita Randazzo, recuperato Trupiano, poi Sistori, Siragusa vuole andare a fare la tripletta in profondità, era ottimo il pallone per Piazza, è uscito bene Alaimo. Lungo Aiello, Comparetto fa scorrere, si impegna ma la Rocca è già uscito. Uttuso rischia sul pressing di Comparetto, gliela va a rubare, Uttuso però rientra, lotta e recupera il pallone, va anche in dribbling, messo giù, rimessa laterale, anzi no, chiamato fallo, il primo della partita probabilmente per il Sant'Ernesto. Brigaglia, portapalla, Siragusa lo fa correre sinistro dentro, si era inserita addirittura Corvaglia, ha messo fuori senza pensare Gagliano. Brigaglia vuole il pallone Trupiano, anche Siragusa non sa chi servire, Brigaglia si fa vedere Corvaglia che tocca per Trupiano, capito tutto, Fontana che allarga a destra per Cannizzaro che però non può arrivare su questo pallone. La Parola con le mani per Piazza in profondità, Gagliano, ottima protezione del pallone, quella va riuscita a tenere in cara, riuscita a tenerla in campo Piazza, è uscita Laimo che va a lungo, fa rimbalzare Brigaglia il pallone e poi va a lungo da Siragusa che mette giù con difficoltà
per un attimo Corvaia, anche Trupiano, poi La Parola, esterno destro, ma è finito il campo. 30 secondi alla fine, vediamo quanto concederà di recupero il direttore di gara. Fontana, pallone avanti, Kanie svirgola, pallone buttato avanti, gol per il destro di Shortino, poi l'ho cacciato Kanie, chiude. Fontana a ribaltare il fronte sinistro, ha dato tanto il capitano del Bagheria, molto stanco adesso. Brigaglia, La Rocca, di prima da Corvaia, gran giocata di prima, poi Siragusa voleva far correre Sistori, ha chiuso bene Aiello, Alaimo scusate. Brigaglia, Uttuso, La Parola, tanto spazio e poi voleva forse la sovrapposizione di Uttuso, non si sono capiti due. 4 di recupero. Gagliano lungo, Kanie con la testa, Corvaia non la riesce a mettere giù, nemmeno Vanella. Di Salvo svirgola, Corvaia poi addirittura si ostacola con il suo compagno che è Trupiano. Fontana, Trupiano con la testa, poi spazza Lo Piparo. Vanella lotta con Corvaia, passa il 18, tocco per Fontana che di prima va da Comparetto, e però comunque non è riuscito a stoppare il pallone, ma era in posizione irregolare. Arrivano gli applausi. 71. Ha dato 4 di recupero, quindi mancano 3. Applausi quasi di scherno da parte del pubblico del Santernesto nei confronti dell'arbitro, che ha fischiato probabilmente il primo fuorigioco della partita al minuto 71, quando ne mancano 3. Rimessa laterale Santernesto adesso. Anzi no, è calcio d'angolo, sembrava essere indicato la rimessa laterale. La Parola, pallone dentro, si è coordinato in rovesciata Siragusa addirittura, ma non l'ha impattata bene, ha anticipato anche Piazza. Sistori non riesce a mettere giù, Di Salvo gliela ruba. Brigaglia con le mani, con la testa Lo Pipano, anche Brigaglia lungo. Fontana chiama il pallone, lo mette giù, ribalta il fronte, vuole andarla a vincere il Bagheria col suo capitano. Brigaglia però fa buona guardia e poi La Rocca va a lungo. Alaimo svirgola, ha servito involontariamente Siragusa che prova la gran giocata sullo Piparo, è passato il numero 9, bene, ancora una volta non la gioca e prova il dribbling. Sistori, Brigaglia sale sulla fascia sinistra, cerca di mettere il pallone dentro per il suo compagno Trupiano, che però non può arrivare, e allora Laimo spazza ancora una volta lungo con i piedi, fortissimo, Kanie con la testa, Di Salvo alle spalle di Sistori, poi Trupiano allunga il pallone per Corvaia, Su, Dani, su. ha chiuso Alaimo. Siragusa alle sue spalle, lancia lunga per Corvaia che non la tiene in campo. Fontana va a lungo, Kanie col petto sinistro alto, fuori. Alaimo con le mani, 20 secondi alla fine. Fontana avanti il pallone, l'ho cacciato, Lo Piparo ad anticipare Siragusa, poi Comparetto si impegna, La Rocca esce e La Parola recupera. Sistori, ultima azione forse del match, Siragusa in profondità, Siragusa fuori gioco, incredibile all'ultima azione della partita.
Ha fischiato fuori gioco il direttore di gara per Siracusa, che si trovava alle spalle della difesa, aveva fatto tripletta e battuto Alaimo. Posizione irregolare però del numero 9, mette il fischietto in bocca il direttore di gara. È probabilmente finita la partita su questo rilancio. Va Gaiano e finisce qui. 2 pari fra Sant'Ernesto e Bagheria, che si dividono la posta. Inizierà adesso la festa dei padroni di casa che hanno vinto il campionato. Un saluto da Davide Sgroi e Sportisiri.